Ben ritrovati, per la puntata di oggi siamo tornati in piazzetta Sant'Alessandro, vi raccontiamo nello specifico la chiesa dedicata a Sant'Alessandro. Centro antico. Anticamente la città di Brescia era suddivisa in diversi settori chiamati quadre. Il cuore della quadra di Sant'Alessandro era questa piazzetta che fungeva anche da sagrato per l'omonima chiesa. Qui c'era infatti la casa della quadra, una specie di circoscrizione amministrativa e sociale. La sistemazione della piazza è del Settecento, secolo in cui venne modificata la chiesa di Sant'Alessandro e fu costruito Palazzo Martinengo con Leoni, famiglia che finanziò la riqualificazione della zona, nonché la costruzione della fontana, opera di Giovanni Donegani. Quest'area subì una radicale trasformazione dopo i massicci bombardamenti del 2 marzo 1945. Infatti tutti gli edifici del lato nord della piazza sono degli anni 60. La chiesa di Sant'Alessandro fu fondata nella prima metà del V secolo d.C. dal vescovo bresciano San Gaudioso, le cui reliquie si trovano qui. Nel 400 la chiesa fu gestita dai servi di Maria, frati provenienti da Bologna, che abbellirono la chiesa con le opere di Lattanzio Gambara e Romanino. La facciata progettata dal Donegani non fu mai compiuta perché il cantiere rimase senza fondi dopo la dispendiosa ristrutturazione dell'interno. Quella che si vede oggi è una ricostruzione di fine Ottocento. Sentite, quello di oggi è simpatico, eh? La buona mercanzia la trova sempre chi la compra. A tra pochissimo! Centro antico. La buona mercanzia la trova sempre chi la compra. Andiamo a vedere se qualcuno la compra. La buona mercanzia, la buona merce, Sì. trova sempre chi la compra. È vero questo? Le è capitato? Di sentirlo? Sì, di sentirlo sì. È la prima volta. Prima volta. Non è che stanotte, stasera la moglie non le darà la cena perché non è... La buona mercanzia. Senta signor Aimo, mai sentito questo detto? La buona mercanzia la trova sempre chi la compra. Sì. Cioè? È questione di credibilità. Lei è un venditore signor Aimo? No, sono ex geometra, quindi tra comprare e vendere, insomma, qualcosa ne so. Si metteva un po' anche il suo contributo, insomma, la sua esperienza. Eccoci qua, potevamo non fermare questa bella coppia. Come ti chiami? Stefano. Stefano e? Paola. Bene, Paola, sei fortunato Stefano, è brava Paola. Sì, bravissima. Che non ci sente, è brava sempre. Bravissima sempre. Paola, com'è Stefano? Bravissimo. È bravo davvero? Sì, assolutamente. Allora tanti auguri. Senti Stefano, la buona mercanzia la trova sempre chi la compra, che significa? Vuol dire che la buona merce trova sempre il compratore, quindi se qualcuno vende qualcosa di buono ci sarà sempre un acquirente disposto a comprarla. Quindi Paola. Quindi Paola, buona mercanzia, io compratore. Ci sono stati altri prima di te. No. Deborah di Borgo Satollo. Esatto. Ma che te frega del gelato, tu mangia, fai merenda, ma sì. Sì. È così brava, che gusti sono Deborah? Allora sono bacio e amaretto. Posso dargli un... Ma no? Tutto il mio pezzo. Deborah, che fenomeno, simpatica. La buona mercanzia, cara Deborah, la trova sempre chi la compra. Tu parli il dialetto. Parlo dialetto. Che significa la buona mercanzia la trova sempre chi la compra? La merce buona la trova sempre chi la compra. Quindi tu Deborah, che sei una bellissima ragazza, chissà che fila di Di spasimanti, certo, sicuramente. No, sono fidanzata, quindi va bene. una mercanzia. E significa che le cose belle e interessanti hanno sempre un compratore, presumo che sia così. Magari qualche magnate russo vorrà comprarsi Colle Beato. Beato, qualche cinese che vorrà comprarsi con le Beato. No, ma mai, non lo venderemo mai con le Beato. Vedi che sta a Marino la sagra c'è dell'uva. In vacanza a Brescia perché mi piace Brescia, mi trovo bene. Davvero? Ma perché c'ha parenti qua? Sì, che c'ho, sono in vacanze. È bello, brava, le piace. Mo in Sardegna, mo in Calabria, quest'anno sono da Brescia. Che? L'ha indovinata, no? Le piace la nostra città? Molto soddisfatta, come no? Ha imparato qualcosa in dialetto, signora, in dialetto bresciano, oltre a No, pota? sono arrivata stamattina. È una parolaccia dove impararla, Vabbè. Bene, simpatico quello di oggi, dai, la buona mercanzia la trova sempre chi la compra, ovvero la merce di buona qualità, di ottima fattura, trova sempre un acquirente.
dedicato, riferito alla merce, agli oggetti, all'abbigliamento, ma magari anche a qualche donna. Grazie per essere stati con noi, alla prossima!